Bollino Nero, maxi incidenti in A4 tra Meolo e Sandonà, causa 12 feriti e manda in tilt il traffico verso il litorale, autostrada chiusa per 3 ore, lunghe code dall'alba anche verso la montagna. Ai viaggiatori bloccati in coda i volontari portano dell'acqua, nuovo appello di istituzioni e categorie economiche, la situazione peggiora di anno in anno, bisogna intervenire. Minorenne rapinato sul lungomare di Jesolo sotto la minaccia di un coltello, identificati dai carabinieri 3 bulli, non si esclude siano gli stessi che hanno picchiato a Zensoni il padre di una delle loro vittime. Hanno 17 e 18 anni Diego e Francesco, i 2 giovanissimi che hanno salvato un anziano dall'incendio del suo appartamento a Canareggio. Pochi istanti prima eravamo a tavola, non ci sentiamo degli eroi. Ci sarebbe l'intesa tra il presidente della regione Zaia e la premier Meloni sulla scelta dell'esponente di Fratelli d'Italia che prenderà il posto in giunta di Elena Donazzan. In pole position la sindaca di Portoviro Valeria Mantovan. Carenza di lavoratori, la CGIA di Mestre stima che in Veneto manchino 1500 camionisti. In 10 anni perse più di 2000 aziende di autotrasporto. L'allarme: nei prossimi anni il settore rischia di entrare in crisi. 10 agosto, notte di San Lorenzo, tutti con il naso all'insù per vedere le stelle cadenti ed esprimere un desiderio. A Treviso, aperti i giardini del liceo scientifico per scrutare il cielo insieme agli astrofili. Buonasera, bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo con le notizie in apertura. Il sabato da traffico da Bollino Nero, maxi incidente in A4 tra Meolo e Sandonà, causa 12 feriti e manda in tilt il traffico verso il litorale, autostrada chiusa per 3 ore, lunghe code dall'alba anche verso la montagna. È una brutta giornata oggi, c'è stato un incidente con 10 macchine qua fuori prima. Noi adesso siamo dei movieri, dobbiamo solo sistemare le macchine in modo che vadano dentro i caselli in base a come pagano, tutto qua. All'uscita di Noventa di Piave è stato il caos per buona parte della giornata, copione simile a nord-est in tutti i principali caselli della 4, a ridosso del litorale, dove al traffico da Bollino Nero dell'esodo ferragostano si è aggiunto un incidente che solo per miracolo non si è trasformato in strage. Una decina i mezzi coinvolti, 12 feriti, 2 quelli gravi. Il tamponamento tra Meolo e Sandonà ha portato alla chiusura del tratto verso Trieste per metà della mattinata, con uscita obbligatoria proprio a Meolo. Sul posto la mobilitazione di uomini e mezzi, con i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere 3 persone. I feriti, sia con ambulanza che elicottero, sono stati smistati tra Cafoncello di Treviso, All'Angelo di Mestre, Città del Piave di Sandonà, con i soccorritori Polstrade e personale di Autostrade Alto Adriatico. Se l'emergenza è rientrata verso mezzogiorno, le ripercussioni no, e chissà se questa coppia trevigiana è già arrivata a destinazione in Croazia. Abbiamo già messo 2 ore per arrivare qua. Quindi da Treviso a Cessalto? Sì. 2 ore? 2 ore circa, sì. Perché poi siamo entrati da un'altra parte dove era Roncade, l'altra entrata, e c'era l'autostrada bloccata per un incidente. Non è tanto diverso dagli altri anni, comunque speravo meglio. Assaltati gli autogrill, questo quello di Cessalto, soste obbligate per sfuggire alla calura. I volontari sono entrati in azione distribuendo bottigliette d'acqua. Alle pompe lo scenario di sempre, con il carburante ben sopra i 2 euro. Code si sono formate non solo in entrata ma anche in uscita dalle principali località balneari, con lo snodo di Bibione Lignano Latisana che resta un budello estate dopo estate. Un controesodo che comincia a essere un po' pesante, perché sia in ingresso da Bibione verso Venezia abbiamo fatto 7-8 km di coda praticamente per arrivare al casello, 5 km in 2 ore. 35 km in 2 ore. E adesso vediamo andando in là come va a finire, speriamo un po' meno, perché sennò quando arriviamo domani a casa. E poi c'è il nodo di sempre, quel tratto maledetto a 2 corsie che indigna e interroga. Sono anni che vengo in Croazia e anni, non so quanti, che ci sono questi lavori e non li finiscono, ma è possibile? Dai. E vediamo com'è andata la giornata anche lungo la rete autostradale di CAV. Le code in ingresso al casello autostradale di Mestre certificano un fine settimana da bollino rosso. Secondo le previsioni di CAV, concessioni autostradali venete, durante la settimana di Ferragosto dovrebbero esserci 1.350.000 transiti e quasi 700.000 solo in questo fine settimana. Sono numeri importanti, ma gestibili da una rete autostradale a 3 corsie per direzione di marcia. Code a tratti sono state segnalate in A4 tra Padova Est e il bivio A4 a 57 di Dolo in direzione
direzione Trieste e in uscita la barriera di Mestre, ma si tratta di fenomeni marginali. I problemi al traffico cominciano invece quando si verifica un incidente, anche non grave. Alle 10.30, ad esempio, sul passante in direzione Trieste c'è un tamponamento tra un camper e due automobili, tra gli svincoli di Preganziol e della A27 Venezia-Belluno. Fortunatamente non ci sono feriti, ma subito si accumula una coda che raggiunge i 3 chilometri di lunghezza. Sullo stesso tratto, peraltro, poco prima un altro tamponamento aveva coinvolto un mezzo pesante e un'automobile, anche in questo caso senza feriti. Traffico intenso anche sul bypass A27 e A28, con code di circa 2 chilometri alla barriera di Cordignano e alla barriera di Portogruaro. Domenica sarà un'altra giornata da bollino rosso, con traffico intenso sulla A4 in direzione Trieste e il passaggio di quasi 170.000 utenti. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 alle 22. E quella di oggi è stata una giornata all'insegna del grande traffico anche verso la montagna tra vacanzieri e gitanti in cerca di refrigerio sulle Dolomiti. Stamane traffico molto intenso e codina 27 da Pian di Vedoia in uscita dall'autostrada e poi in Alemagna fino a Fortogna, ma lunghi incolonnamenti si sono verificati questa mattina anche sulla 203 a Gordina, con ingorghi per l'attraversamento di Cencenighe e Alleghe lungo la Feltrina, con code chilometriche tra Pederobba e Quero. Cambiamo argomento. Una folla ha voluto salutare Guido Chinello nella chiesa di Roncaglia, Ponte San Nicolò. La comunità di Ponte San Nicolò, il comune alle porte di Padova, ha voluto salutare Guido Chinello, il presidente dell'associazione Amici del Mondo, mancato dopo che è stato investito lo scorso 29 luglio mentre attraversava le strisce pedonali lungo via Marconi nel centro cittadino. 1 migliaio di persone hanno assistito alle esequie anche all'esterno della chiesa di Roncaglia, dove era stato allestito un maxischermo. Una cerimonia sentita in cui si è ricordata la figura di Chinello, un uomo che ha dato tanto alla sua comunità, come ha ricordato il parroco Demis Ballotta. E adesso il suo cuore in realtà continua a battere in maniera diversa nelle mani di Dio e continui a ispirare tutti quanti voi con cui quel cuore è entrato in contatto. La moglie Daniela e il figlio Manuel hanno ascoltato i ricordi dei tanti che hanno conosciuto Chinello, un esempio e un faro per tutta la comunità. Un grande altruismo, un grande cuore e una grande voglia di vivere nonostante la vita l'avesse già messo a dura prova 42 anni fa, ed è veramente un grande esempio per tutti e soprattutto un impegno verso la disabilità e verso l'inclusione che è stato impagabile. In chiesa erano presenti tutta la giunta con anche alcuni ex sindaci di Ponte San Nicolò, molti altri sindaci del territorio e i consiglieri regionali Fabrizio Borono ed Elisa Venturini. Lui è riuscito a trasformare anche una sua difficoltà personale in un modo per trasmettere amore e mettersi a servizio degli altri, e questo deve essere preso come un esempio, ma deve essere anche una forma di ringraziamento alla nostra presenza per tutto quello che ha fatto per questa comunità e non solo per questa comunità. Tante le orazioni per ricordare la figura di Chinello, gli alpini della sezione Padova Sud, gli amici di sempre, i ragazzi e i volontari dell'associazione Amici del Mondo, in cui traspare la gratitudine per l'impegno che aveva messo in campo e per tutto quello che faceva. Un saluto anche da parte del nipote, con cui condivideva la fede milanista, per voce di un volontario dell'associazione. Ti saluto con una frase che ha scritto Davide per te. Tu sei una stella e anche se non ci sei più, la tua stella brillerà in eterno, donando amore a tutti e tutto. A Jesolo ora 3 baby rapinatori sono stati denunciati per aver derubato un coetaneo minacciandolo con un coltello. Dacci tutto quello che hai, la frase con minorenne si è sentito dire da 3 coetanei che lo hanno prima cerchiato e poi minacciato con un coltello. I fatti nella notte tra il 5 e il 6 agosto sul lungomare Sofia Loren a Jesolo, con i baby rapinatori che dopo essersi fatti consegnare una cintura griffata e pochi spiccioli sono scappati. Una fuga la loro che è durata ben poco. Gli agenti del commissariato di polizia sono riusciti infatti a rintracciarli e identificarli sempre nella città balneare. Si tratta di 3 soggetti giovanissimi,
giovani, uno poco più che maggiorenne, nato a Treviso ma residente a Spilimbergo, gli altri 2 minorenni, uno di Treviso città, il terzo una ragazza dell'Opitergino. L'accusa è quella di rapina e di loro si sta occupando anche la Procura dei minori di Venezia. Nei confronti dei 3 intanto sono stati emessi alcuni provvedimenti, un foglio di via da Jesolo per 3 anni per il maggiorenne e 2 DASPO urbani per i minori di 2 e 1 anno, misure che per il primo cittadino fanno la differenza. La cosa importante, e questo è quello che un po' diciamo, è che quando succede qualcosa che c'è la prontezza da parte delle forze dell'ordine di intervenire, questa c'è, ma soprattutto ci sia una politica di allontanamento dal territorio, in maniera tale che passi il messaggio chiaro che se uno vuole venire a Jesolo per fare casino, per commettere anche dei reati, non è benvenuto e in qualche maniera la paga. Resta da capire se i ragazzi in questione siano gli stessi che hanno colpito nelle sere scorse anche a Zenson di Piave, sempre armati di un coltello, alla ricerca di spiccioli facili da usare alle giostre. Vittima in quel caso era stato un 60enne, papà di una ragazzina intimidita poco prima. Segnalazioni sono arrivate anche da Fossalta. In attesa di chiarire eventuali relazioni e incrociare le informazioni, da Jesolo si sottolinea come la maggior parte di reati commessi da minori, tra l'80 e il 90%, sia perseguito. Dal sindaco in vista del Ferragosto parte un messaggio chiaro. Questo è un messaggio che diciamo chiaramente: a Jesolo chi vuole venire a far casino o a non rispettare le regole non è benvenuto. A Busa di Vigonza ora rubano al supermercato con in mano una pistola e volto nascosto. Tanta paura, non si è più neanche sicuri neanche andare a fare la spesa. C'è inquietudine tra i clienti del supermercato Ali di via Aldomoro a Busa di Vigonza, nella prima cintura padovana, dopo la rapina a mano armata di ieri. 2 individui sono entrati nel supermercato verso le 6:30 di sera, cappellino da baseball in testa e mascherina chirurgica sul volto. Sono entrati, avevano in pugno un'arma, non si sa ancora se fosse un'arma giocattolo o un'arma vera. Questo non lo potevano sapere neanche i dipendenti del supermercato e i clienti che a quell'ora erano dentro. Un'esperienza traumatica, ci hanno detto, non c'è molta voglia di parlare da parte sia dei dipendenti che erano presenti ieri durante quei feroci attimi. Si sono diretti verso la cassa dove alcuni dipendenti stavano contando il fondo cassa, poche centinaia di euro, non un ricco bottino. Arraffato il contante, hanno fatto perdere le proprie tracce fuggendo a bordo di uno scooter. I carabinieri giunti sul posto stanno analizzando tutte le telecamere per ricostruire l'identità dei 2. Un'azione fulminea, qualche minuto al massimo, in una zona tranquilla all'apparenza. Certo che fa paura. C'è questo senso di insicurezza? Ah, tanta, veramente tanta. Questo senso di insicurezza c'è. Una cosa simile che accada non è mai una cosa che ti lascia tranquillo. Speriamo non succeda mai più, sia stato un caso isolato, questa è l'unica cosa. È una zona tranquilla. Mica más. Non stiamo parlando di che roba là. Noi altri 2 o 3 mica passa tutti. Non molto tempo fa c'è stato anche un omicidio qui davanti, quindi insomma... Sì che sembra una zona tranquilla. Lo è di fatto, però questi 2 ultimi episodi non lo confermano, insomma, ecco. Purtroppo è la triste realtà di una situazione che in questo momento si sta acuendo, insomma. Hanno 17 e 18 anni 2 ragazzi che hanno salvato un anziano dall'incendio del suo appartamento a Canareggio. Tirare fuori una persona da un appartamento in fiamme, insomma, non è una cosa da tutti, però se succede non puoi tirarti indietro comunque una persona. Ho detto devo tirarlo fuori in qualche modo, sono entrato dentro spaccando la porta e ho tirato lui fuori. Hanno 17 e 18 anni, si chiamano Diego Di Cataldo e Francesco Cagliazza e hanno compiuto un atto di straordinario coraggio. Senza esitazione hanno salvato la vita ad un 85enne portandolo fuori dal suo appartamento avvolto dalle fiamme. È stata una cosa improvvisa, cioè nel giro di pochissimi minuti ci siamo trovati da stare tutti in casa mia in salotto, tranquillissimi a chiacchierare con mamma e il fratello mio,
a essere sul ponte ad aspettare i vigili. Francesco, ospite a casa del suo amico Diego, ha reagito prontamente insieme a lui. Tutto è accaduto in pochi istanti, proprio all'ora di cena in Calle Racchetta. È stata Giovanna, la mamma di Diego, a percepire per prima che qualcosa non andava, sentendo l'odore acre di fumo provenire dal piano di sopra. Ho notato che il catenaccio era ancora attaccato e ho dovuto spaccarlo tirando una spallata alla porta. E appena entrato è arrivata una rifolata di fumo che non mi ha fatto più vedere niente. Ho visto solo la luce delle fiamme provenire dalla cucina. Le fiamme sono divampate dalla cucina dove l'anziano stava preparando una frittura quando l'olio ha preso fuoco. Nel panico ha tentato di spegnere le fiamme con l'acqua. Questa reazione istintiva ma purtroppo errata ha provocato una fiammata che ha innescato l'incendio. Tra l'acqua e l'olio si era allargato tutto. E ho provato a dirgli di uscire, però non mi voleva ascoltare, continuava a ripetere che doveva spegnere l'incendio, allora me lo sono caricato di peso e l'ho dovuto portare giù dalle scale. L'85enne, portato in ospedale per accertamenti, è stato dimesso dopo poche ore con una leggera intossicazione da fumo. Senza il pronto intervento dei due ragazzi, l'anziano poteva riportare conseguenze gravi. Quando è stato portato via dall'ambulanza hanno detto che c'è stata una lieve intossicazione e quindi se non fossimo entrati si pensa che ormai poteva avere una cosa un po' più seria. Grazie alla loro prontezza e al loro coraggio, Diego e Francesco sono riusciti a salvare una vita, dimostrando che l'eroismo non ha età. Penso di aver fatto quello che devo fare, cioè il mio dovere. Sì, esatto, anch'io non mi direi sono un eroe, cioè io ho fatto quello che mi sembrava giusto fare in quel momento, perché comunque non parliamo di solo la casa, parliamo proprio di una vita umana. La politica ora. Ci sarebbe l'intesa tra il presidente della regione Zaia e la premier Meloni sulla scelta dell'esponente di Fratelli d'Italia che prenderà il posto di Elena Donazzan. La polesana Valeria Mantovan, nuova assessora regionale all'istruzione e al lavoro, il veneziano Lucas Pavanetto, capogruppo di Fratelli d'Italia. Nel totonomine, dopo l'elezione all'Europarlamento di Elena Donazzan e Daniele Polato, l'accordo tra il presidente della regione Zaia e la premier Meloni sarebbe stato raggiunto. Decisivo un incontro nella capitale che avrebbe sbloccato l'impasse delle ultime settimane. Nulla ancora di ufficiale. Zaia aveva detto che per Ferragosto si sarebbe sciolta la riserva. Martedì è in programma la prossima riunione di giunta che forse potrebbe vedere la nomina della sindaca di Portoviro, ma siamo nel campo delle ipotesi. La diretta interessata dice di non sapere ancora nulla e che ogni commento al momento è prematuro. Di ipotesi fantasiose parla Lucas Pavanetto. Sono ricostruzioni, secondo me, che possono avere anche una logica all'interno dei partiti, però in questo momento quello che leggo per me è pura fantasia, nel senso che la premier Meloni insieme al presidente Zaia decideranno il nome del nuovo assessore che sostituirà Elena Donazzan, volata in Europa, e solo loro due decideranno questo. Naturalmente sentito il coordinatore regionale del Veneto, che è il senatore Luca De Carlo, e quindi noi aspettiamo questa nomina che dovrebbe arrivare la prossima settimana. E sulla questione del capogruppo, Pavanetto tiene a precisare che non si tratta di nomina. Il capogruppo è eletto tra i consiglieri regionali, quindi all'interno del gruppo consiliare, quindi anche per rispetto di questi non è una nomina ma è un'elezione interna che può avere sicuramente delle logiche di equilibri e quant'altro, però dall'altra parte, ripeto, spetta ai consiglieri regionali. È morto improvvisamente all'età di 82 anni il sindaco di San Nicolò di Comelico Giancarlo Ianese. Era stato rieletto lo scorso 10 giugno per l'ottava volta, cordoglio diffuso in tutta la provincia. È morto il sindaco di San Nicolò di Comelico Giancarlo Ianese, aveva 82 anni. La notizia si è diffusa rapidamente questa mattina in Comelico e ha fatto il giro della provincia. Ianese sarebbe stato colto da malore mentre si trovava seduto sul divano di casa. Era l'amministratore pubblico dei record Giancarlo Ianese, 8 volte sindaco di San Nicolò sin dalla metà degli anni 70, l'ultima rielezione lo scorso 10 giugno, ma anche vice sindaco e consigliere comunale, oltre ad essere stato presidente dell'Unione Montana Comeliana per ben 7 mandati. Se c'è una figura che ha incarnato il senso delle istituzioni e al contempo anche uno sconfinato amore per il territorio è lui, Giancarlo Ianese, scrive nel suo messaggio di cordoglio il presidente della provincia Roberto Padrin. Di lui colpiva il profondo senso del dovere, la passione infaticabile con cui ricopriva l'incarico da sindaco di San Nicolò e da presidente dell'Unione Montana Comelico. In una recente intervista aveva espresso un concetto tanto schietto
biglietto e ruvido quanto reale, che se non si trovano più persone disposte a fare gli amministratori nei piccoli comuni è perché un sindaco deve risolvere i problemi, ascoltare la gente, avere a cuore il bene pubblico ed essere sempre presente. Ecco, Janese era sempre presente, ricorda Padrin, e a lui si uniscono tutti i rappresentanti delle istituzioni locali. Una delle ultime battaglie per la sua gente e la sua terra, quella per evitare la chiusura della Galleria Comelico, i cui lavori inizieranno ai primi di settembre. E ora il lavoro, carenza di camionisti, l'allarme della CGA di Mestre: nei prossimi anni il settore rischia di entrare in crisi. Mancano autisti, è in forte diminuzione il numero delle aziende di autotrasporto e dentro i prossimi 10 anni la metà di chi oggi guida un mezzo pesante andrà in pensione. Si stima siano 1.500 i camionisti che non si trovano sul mercato del lavoro in Veneto, perse oltre 2.000 ditte di autotrasporto. L'allarme lanciato dalla CGA di Mestre, che prevede nei prossimi 10 anni un futuro incerto per il settore del trasporto merci. Se consideriamo che l'80% delle merci viaggia su gomma, c'è il rischio che fra qualche anno tanti semilavorati e prodotti finiti non potranno uscire dai cancelli delle fabbriche dove sono stati realizzati, perché non ci saranno tir sufficienti a trasportarli a destinazione. Un problema che non riguarda solo il Veneto, ma che interessa anche tutta l'Italia e l'Europa. Un lavoro che per ritmi, lontananza da casa, stress e impegno fisico ha visto allontanarsi sempre più persone, anche per le barriere d'ingresso al mestiere. Per poter mettersi alla guida di un tir, infatti, serve la patente idonea, che ha un costo che si aggira intorno alle migliaia di euro. Una difficoltà riscontrata anche da Confartigianato, che da anni propone interventi e soluzioni. Sono 10 anni che denunciamo il problema. Abbiamo lanciato 2 proposte, le abbiamo lanciate 3-4 anni fa, le stiamo rilanciando, ma nessuno le prende sul serio. Quando ci sono persone in cassa integrazione, persone senza lavoro, il governo si faccia carico di fare dei corsi gratuiti per fare la patente. La seconda proposta è andare nei paesi del terzo mondo, formarli a casa loro, insegnargli un paio di lingue, italiano e inglese, dopodiché formarli per il lavoro. Non si trovano lavoratori nonostante la domanda ci sia. È questo il punto sollevato anche da Confartigianato, che stima che le imprese della Marca abbiano perso 269 milioni di euro di valore aggiunto. A luglio, su 6.300 entrate previste di nuovi lavoratori, 3.446 hanno profili professionali difficili da reperire, pari al 54,7%. Le aziende non devono essere lasciate sole, sottolinea il presidente di Confartigianato Oscar Bernardi. È il momento di programmare politiche adeguate che coinvolgano il settore economico e sociale. Tante le pratiche che alcune aziende stanno mettendo in atto per trattenere il personale, dall'incremento dei salari attraverso super minimi alla flessibilità degli orari di lavoro, ma quanto si sta facendo, secondo Confartigianato, non è ancora abbastanza. E oggi, 10 agosto, notte di San Lorenzo, tutti con il naso all'insù per le stelle cadenti, vediamo al Liceo Scientifico di Treviso come si stanno preparando a questa serata. Naso all'insù questa sera per le stelle cadenti, 10 agosto, notte di San Lorenzo. Nonostante il caldo, il cielo si prevede terso, con qualche possibile velatura che non dovrebbe disturbare la loro ricerca per esprimere un desiderio. Al Liceo Da Vinci di Treviso, come ormai da tradizione, verranno aperti i cancelli e con l'associazione Astrofili, con telescopi e spiegazioni, si guarderà il cielo in compagnia. Per capire in quale zona del cielo dobbiamo guardare, bisogna guardare in direzione della costellazione di Perseo, che però comunque sorge abbastanza tardi, sorge dopo le 23-23:30 di sera, però prima che si alzi un po' si arriva a luna di notte. Il massimo l'abbiamo nella notte tra il 12 e il 13 prossimo. Poco importa, quello che conta è mantenere la tradizione. Notte, quella di oggi al Da Vinci, aperta a tutti e senza barriere architettoniche. Sarà infatti il giardino dell'istituto ad ospitare curiosi e i 4 telescopi che verranno installati dagli astrofili. Si è chiamata la sera delle stelle cadenti, però le stelle non cadono, sono stelle che cadono. Praticamente l'orbita terrestre attraversa quello che è un residuo di una cometa che orbitò nei pressi della Terra, incrociando l'orbita terrestre nel 1882. Ha un periodo di circa 133 anni. Queste polveri vengono rilasciate lì in quella zona e restano là.
Ogni qualvolta la Terra attraversa correndo lungo la sua orbita, incrocia questa zona in cui ci sono questi sciami meteorici, residui cometari, questi nell'alta atmosfera creano questi processi di ionizzazione. Evento che apre le porte della scuola anche d'estate in attesa della costruzione di un osservatorio scolastico. Il progetto è quello di costruire un osservatorio, progetto che sta andando avanti nei tempi stabiliti, un piccolo osservatorio della scuola e vorremmo appunto che il liceo diventasse una specie di polo per l'astronomia. E con questo è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona serata, arrivederci.